ci sono due cose che non ci sono, e io vi dico quali. Primo è quello di riconciliare questo paese dopo una fase dei conflitti sterili che non vanno alimentati ma anzi vanno suturati, vero dottore? Suturati. Dico perché un paese, per poter affrontare i problemi che ha ogni giorno, deve essere unito, avere punti di vista diversi ma un metodo per affrontarli uguali, che è quello del confronto, quello del rispetto e quello delle decisioni che voi siete chiamati in primis ad assumere e a prendere e portare avanti, assumendovi le responsabilità conseguenti. L'altra cosa è quello di far ritrovare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, che è un valore che prescinde da questa vittoria e che è spendibile in tutti i momenti della nostra vita sociale e collettiva. Ed è un compito difficile, ma non rinunciate a perseguirlo perché è importante. La terza cosa è quello di non innamoratevi del vostro posto di assessore, del consigliere, del posto che ricoprite all'interno delle amministrazioni, ma innamoratevi dei problemi per poterli affrontare e della soluzione da trovare. Queste tre cose devono essere la vostra guida per attuare il programma che avete scritto nella vostra pubblicità, nella vostra propaganda. Vi auguro un buon lavoro e spero, visto che siete giovani, prevalentemente giovani, diversamente giovani, di essere un esempio per questo Paese che ha necessità dei buoni esempi. Grazie.